cheer the Yankees. They're gonna learn to fear the Yankees. Everyone knows they play to win. 'Cause they're the New York Yankees. Show them today why you're the Yankees. No other way when you're the Yankees. What do you say we win a brand new ball game? We're gonna shout when you powder the ball. We're gonna scream, put it over the wall. The other team's gonna know what it means to play the Y-A-N-K-E-E-S. We love the Yankees. Shout it out loud, we love the Yankees. We're really proud of our Yankees. And we wanna win today. 2, 3, 4, hit, run, high, strong, go, go, go. We're gonna shout when you powder the ball. We're gonna scream, put it over the wall, yo. The other team's gonna know what it means to play the Y-A-N-K-E-E-S. We love the Yankees. Shout it out loud, we love the Yankees. We're really proud of. Buonasera dal stadio comunale di Rimini, lo stadio del baseball, seconda partita della nona giornata di recupero tra Fano Baseball 94 e New Rimini. Prima partita vinta 5-0 dalla squadra locale della New Rimini. Vi do le formazioni. Allora, la squadra di casa New Rimini si posiziona in campo in modo rivoluzionato. Allora, lanciatore partente numero 3 Aiello Tommaso e lo riceve il numero 15 Jacopo Tombari. Prima base c'è Tommaso Signorile col numero 11, seconda base l'inossidabile Enrico Perazzini col numero 27, terza base Balducci Manuel con il numero 29, l'interbase Yuri Cortesi, poi gli esterni dall'esterno sinistro che me lo sono, esterno sinistro Canuti Thomas, esterno centro Andrea Gabrielli ed esterno destro Montanari Tommaso. Il battitore designato questa sera sarà con il numero 42 Davide Bonemei, mentre la squadra ospite, che come dicevamo nel pomeriggio è una squadra con diciamo i giocatori contati, poiché ha degli atleti che sono al torneo delle regioni. Allora il line-up
vi lascio, mi fermo un attimo perché c'è l'audio e nel frattempo vi lascio se sentite l'audio. Signorile Tommaso, casacca 11, prima base. Tombari Jacopo, casacca 15, ricevitore. Barducci Manuel, casacca 29, terza base. Montanare Tommaso, casacca 99, esterno destro. Lanciatore per i Rimini, Andello Tommaso, casacca 3. Ora è la nappa del Fan Baseball 94. Grazioso Simoni, casacca 28, prima base. Micheli Alessandro, casacca 13, posizione seconda base. Pierotti Luca, casacca 19, esterno destro. Pierotti Davide, casacca 3, lanciatore. Neri Lucio, casacca 8, terza base. Gaudenzi Filippo, casacca 40, esterno centro. Capogrosso Gabriele, casacca 7, correggo, casacca 1, esterno sinistro. Cresta Zenoel, casacca 6, interbase. E Liberti, casacca 32, ricevitore. Alla battuta ora Grazioso Simone. Allora, l'arbitro dà la via alla partita, nel box di battuta Grazioso Simone che è il lead-off, nonché il prima base. Gira subito il primo lancio, uno swing, e si carica di uno strike. Altro swing, secondo strike. Su due lanci dritti. Batte un foul sulle tribune. Conto invariato. Sì. Lancio ball. Ball, 2 strike, il conto è swing, primo K per il partente Aiello Tommaso. Dicevo, il line-up, Graziosi Simone, casacca 28, prima base, secondo Micheli Alessandro con il numero 13, seconda base, a seguire Pierotti Luca con il numero 19, esterno destro, e poi vi menzionerò dal quarto in avanti. Gira la prima in foul, si carica di uno strike. Palla in tribuna. Secondo swing, strike. Subito aggressivi, girano subito le palle che vedono nell'aria dello strike, chiaramente. Terzo lancio ball, lasciato giustamente passare dal battitore fanese. Batte e va la palla presa al volo dal seconda base, out, e dunque F4.
Nel box Pierotti Luca, il quarto in battuta invece è Davide Pierotti con il numero 3, che è lanciatore partente. Il quinto in battuta è Lucio Neri, terza base. Vediamo i lanci. Gira la prima palla in foul. E anche Luca Pierotti aggressivo subito sui lanci del partente Aiello Tommaso. Secondo swing sempre spizzato in foul. Palla battuta verso il pitcher che raccoglie e assiste il prima base per un'eliminazione 1-3. E vi dico ancora il line-up del Fano. Il sesto in battuta è Filippo Gaudenzi, casacca 40, esterno centro. A seguire settimo in battuta con la casacca numero 1 Gabriele Capogrosso, esterno sinistro. L'ottavo con casacca 6 Crestaz Noel, interbase. E l'ultimo con il numero 32 di casacca Filippo Liberti, ricevitore. Noi andiamo in pubblicità. Di nuovo in linea, parte dallo stadio di baseball, lo stadio comunale di Rimini, parte bassa del primo inning in attacco, primo attacco dunque per la New Rimini, Enrico Perazzini nel box. Lascia il primo lancio esterno, un ball. Secondo ball. Terzo lancio entra con uno strike. Sembrano lanci non particolarmente veloci. Batte una palla destinata all'esterno centro. Primo out, F8 al volo dall'esterno centro. Nel box Yuri Cortesi. Questa sera il manager Zucconi ha fatto dei cambiamenti
ancora ha tenuto nel dugout Focchi e ha spostato più avanti nel line-up Cortesi Iuri, che giustamente lascia, anzi salta per evitare di essere colpito al primo lancio del partente Davide Pierotti. Gira il secondo lancio, sempre una palla alta, si sposta, anzi la prende al volo, il prima base, il secondo out F3. Due battute che sono andate a campanile in alto. Sì. Nel box Thomas Canuti. Lascia il primo lancio, uno slider, uno strike che entra nell'area, un lancio che entra nell'area dello strike. Stavolta è esterna, un ball e uno strike. Batte il terzo lancio in una palla in foul, si carica del secondo strike, una corsa veloce dell'esterno destro o comunque non ha permesso sempre di raggiungere la palla per la terza eliminazione. Che questa è una battuta che è andata molto in alto. Gira e raccoglie, allora K e noi andiamo in pubblicità sul punteggio di 0-0. Di nuovo in linea dallo stadio comunale di baseball di Rimini, parte seconda gara del nona giornata di recupero campionato di Serie B Girone C. Nel box di battuta il numero 4 del line-up Davide Pierotti con il numero 3 di casacca, gira subito la prima palla in modo aggressivo come i suoi compagni, caricandosi di uno strike. Batte una palla e una valida davanti all'esterno centro, prima valida della serata. Valida in esterno centro di Pierotti Davide. Nel box Lucio Neri.
Primo lancio, ball, basso. Ancora ball. Swing, 2 ball e 1 strike. Altro swing, 2 ball, 2 strike. Conto pieno, 3 ball, 2 strike. Sul lancio basso. Swing K. Prima eliminazione della parte alta del secondo inning, sempre corridore in prima, nel box Filippo Gaudenzi. Palla battuta verso l'esterno destro, out al volo, F9. Seconda eliminazione. Nel box adesso Gabriele Capogrosso. Gira subito in modo aggressivo la prima palla, in foul, perdendo addirittura la mazza nel giro. Si carica del primo strike. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie ed assiste la seconda per la terza eliminazione. Dunque 6-4 e termina la parte alta del secondo inning sempre sullo 0-0. Noi andiamo in pubblicità.
ancora in linea dallo stadio comunale di baseball di Rimini, parte bassa del secondo inning, nona giornata, seconda gara della nona giornata di un recupero con il Fano. Nel box di battuta Davide Bonemei, DH. Lascia tentato ma lascia passare il lancio, si carica del primo strike. Gira il secondo strike, lo spizza. Sì, sono palle insidiose perché non sono particolarmente veloci, ma soprattutto sono palle che arrivano sempre con una parabola, non tese. Questo è un ball, 2 strike su Bonemei. Gira, difende il piatto in foul, palla sulle tribune. Cielo ancora nuvoloso, però sembra che tenga. Batte una curva valida, prima valida per Bonemei e prima valida anche del doppio incontro. Battuta valida nel left side. Alla battuta con il numero 0. Adesso nel box Andrea Gabrielli. Palla alta, giustamente lasciata. Batte in campo opposto, foul, si carica del primo strike e si è trattato veramente di pochi centimetri, da qua è sembrato così. Un buono uno strike. Batte contatto e imbocca l'esterno centro, out al volo scusatemi, L8, era una linea. Nel box Tommaso Signorile. Tommaso, il numero 11. Primo ah sì, lanciatore mancino, è più difficile prendere per il corridore in prima base. Primo lancio ball lasciato da Signorile, dal prima base. Secondo lancio sembrava era fuori dal piatto, però l'arbitro chiama strike. 1-1 il conto. Questo è basso, 2 ball, 1 strike il conto. Il manager Zucconi chiama uno schema.
Palla rimbalzante, scelta difesa. Scelta difesa. Due out. Nel box di battuta il settimo del line-up, Jacopo Tombari. Primo lancio ball. Ancora ball. Due ball. Due out. Pick off, nulla di fatto. Batte una palla che va out al volo del prima base. Termina il secondo attacco 0-0. Pubblicità. Ancora in linea dallo stadio comunale del baseball di Rimini. Battuta con il numero 6 Crestas Noel. Nel box di battuta per il terzo inning, parte alta, l'interbase Crestas Noel lascia sfilare il primo ball, primo lancio ball. L'ottavo del line-up, gira lo swing, tra l'altro spizza anche la palla con la mazza. Un ball, uno strike. Valida, non valida, raccoglie, assistenza di ottima giocata dell'interbase Yuri Cortesi, sembrava una valida ma aggredisce bene la palla e con un'assistenza 6-3 elimina
l'interbase avversario. Alla battuta col numero 32 Liberti. Nel box il nono del line-up, Liberti Filippo, questa sera ricevitore del Fano. Gira la primo in modo aggressivo il primo lancio, uno swing, mentre nel pomeriggio aveva ricevuto il collega secondo lancio, lo lascia sfilare, ma è uno strike sull'esterno, sul filo esterno. Stavolta la palla è un ball, esce di poco all'area dello strike. E K con swing, seconda eliminazione. Nel box per la seconda volta Simone Graziosi, il lead-off mancino del Fano. Presenta il bunt, a momenti prende la palla, prende il volo, a momenti viene fatto out dal terza base. Dunque si carica subito di uno strike, foul ball. Secondo lancio ball, conteggio è un ball e uno strike. Strike nel mezzo al piatto, guardato dal prima base Simone Graziosi. Un ball, due strike, due out, questo è il conto complessivo. Gira una profonda volata presa al volo dall'esterno destro. Era sfuggito e dunque termina il terzo attacco del Fano senza nulla di fatto. Parte bassa del terzo inning, 0-0 tra il Fano e la New Rimini. Primo lancio strike, bunt mostrato e poi non fatto, ma l'arbitro vede la palla nell'area dello strike. Balducci Manuel, questa volta la palla altissima, forse rilasciata
in modo non del tutto corretto dal mancino Davide Pierotti. Altro ball, 2 ball e uno strike, il conto su Manuel Balducci, numero 29, terza base. E swing troppo in anticipo, bisogna aver pazienza perché non sono dei lanci particolarmente veloci, ma bisogna avere pazienza, aspettare la palla. 2-2 il conto, curva, strike out, looking, guardato. Primo out. L'ultimo del line-up, 99, Tommaso Montanari, esterno destro. Battitore Mancino. Mancino contro Mancino, entra subito con uno slider che il battitore della New Rimini guarda attentamente ma non gira la mazza. Questa volta è un ball e uno strike. Altro ball. Palla battuta in foul sul piede, probabilmente era anche un lancio che si poteva lasciare, sembrava una palla alta, comunque Tommaso l'aveva battuta, solamente gli è andata sul piede, pertanto secondo strike. 2-2 il conto. Batte la curva che va verso il seconda base, un'assistenza 4-3, seconda eliminazione. La palla che non parte velocemente dalla mazza, il seconda base ha tutto il tempo. Enrico Perazzini, seconda apparizione nel box. Parte con un ball, questa volta era una fast. Altro ball. Stavolta entra sul filo esterno, uno slider, 2 ball e uno strike. Batte, valida, no, out al volo, sembrava più corta. Terzo out e termina il terzo attacco. 0-0, noi andiamo in pubblicità.
Parte alta del quarto inning dallo stadio di baseball comunale di Rimini, seconda partita della nona giornata di recupero campionato di Serie B, girone C, 0-0 il punteggio. Bunt a sorpresa. Oh! Assistenza sbagliata su errore, arriva in seconda. Bunt, questo è errore. Chi è che ha tirato? È il terza base. Errore sul tiro del terza base. Perché era out tutta la vita, eh? La battuta con 19 Pierotti Luca. Pick off, nulla di fatto. Primo lancio, ball, somigliava più a uno strike. Sul numero 19 Luca Pierotti, l'esterno destro. Bunt in foul. Bunt che porta out, che però porta in terza base. 5, 3. Nel box Davide Pierotti con corridore in posizione punto. Davide Pierotti, lanciatore, battitore mancino. Primo lancio, strike. Swing, secondo strike. Palla curva che l'arbitro non vede entrare nell'area dello strike. Un ball, 2 strike. Pick-off che per poco non fredda il corridore sul cuscino di terza. Sempre il conteggio è un ball, 2 strike.
Palla battuta verso il prima base. Entra il punto e nemmeno l'out. E non abbiamo visto se è stato un errore di presa. No, ma che scelta difesa che ha aggredito la palla, però nel caricamento è stato lento. Ma non è errore, secondo me è valida. È valida questa? Nel box neriluccio. Un out, uno strike. Un uomo in prima base. Ah no. Sì, ma lo strike come conta allora? È valida quella di prima? Errore. Scelta di Ah. Scelta difesa. Strike. Due strike su Lucio Neri. Pick-off non riuscito. Sì, l'arbitro chiama ball, una palla che somigliava più a uno strike. Era un K looking. Questo è ball. Due strike, un out, corridore in prima. E K girato, 2 out. Nel box con il numero 40 Filippo Gaudenzi. Bel lancio che l'arbitro non chiama strike, dunque un ball. Palla altissima. Out al volo del seconda base. F4. Punteggio al quarto, parte alta del quarto inning, 1 per gli ospiti, 0 per la New Rimini, gli ospiti del Fano. Pubblicità. Taking a chance.
con sul punteggio alla parte bassa del quarto inning di 1 per il Fano e 0 per la New Rimini, nel box il secondo del line-up, Yuri Cortesi. Primo lancio ball, chiaramente Yuri dovrà cominciare a costruire le condizioni per arrivare a punto. Secondo lancio è uno strike, uno slider, così perlomeno decreta all'arbitro Ugo Settini di Casabase, assistito da Jacopo Costantini sulle base. Palla, ecco, bella valida di Yuri tra il seconda base e l'interbase. Bel gesto anche in tuffo del seconda base, ma nulla da fare, era una bella linea che sorprende. Dunque corridore in prima e adesso Thomas Canuti nel box. Primo lancio, ball. Vediamo il gioco che ha chiamato il manager. Palla battuta sul salvo scelta difesa. Palla battuta sull'interbase, fa l'out con il praticamente fa un out con il con l'aiuto del seconda base. Nel box di battuta Davide Bonemei, DH, batte un campanile in foul sulle tribune. Si carica del primo strike Davide Bonemei. Secondo lancio è un ball molto esterno. Rubata su lancio ball. Uomo in posizione punto, prima volta con il corridore in seconda nella seconda partita, gara 2. Adesso Bonemei libero, chiaramente, di spingere ancora il corridore. Batte un altro pop altissimo, corre il catcher, ma non ce la fa a raggiungere. Il conto si aggiorna, 2 ball, 2 strike. Un pop alto vicino al dugout della New Rimini. No, la rete non l'ha toccata. Sì? Non mi sembrava a me. Batte alto, un pesta e corri e spinge allora out F8 era all'esterno centro? F8
Posizione ora 2 out, corridore in terza, nel box Andrea Gabrielli, casacca 0, l'esterno centro. Adesso bisogna perlomeno farla valida. Palla bassa. Ball. Ancora ball, palla interna. Momenti colpisce il battitore. 2 ball, 0 strike. Lancio a terra ottimamente fermato dal catcher. Terzo ball. Base su ball per Andrea Gabrielli. Praticamente 4 lanci difficilmente da battere, corridori agli angoli e nel box il sesto in battuta Tommaso Signorile. Prima palla, una curva che entra nell'area dello strike. Uno strike, 2 out. Ancora una palla, questa volta dritta, battuta in foul. Massimo vantaggio per il pitcher del Fano, partente Davide Pierotti. È entrato il punto, pareggio con un giochino in ballerina del pitcher, perlomeno impatta la partita. Eh sì. Pareggio e out. Diciamo una ballerina di sacrificio. Pubblicità.
Parte alta del quinto inning, punteggio sull'1-1 tra la squadra locale New Rimini e il Fano. Nona giornata, recupero, gara 2, e nel box di battuta Gabriele Capogrosso. Palla battuta sul prima base, tutto da solo, fall out. Aggressivi con la mazza, girano subito il primo lancio, comunque dei giovani, anche buona confidenza con la mazza. Nel box adesso l'interbase Noel Crestaz o Crestaz. Contatto verso l'interbase che raccoglie e con un missile 6-3, seconda eliminazione. Nel box di battuta il nono del line-up, Filippo Liberti. Gira anche Liberti la prima palla, anche una palla un po' alta, difficile, si carica di uno strike perché la batte in foul. Secondo giro in foul, questa volta più verso il dugout del New Rimini. Massimo vantaggio per il pitcher, adesso ha possibilità di variare anche i lanci. Vediamo la scelta che farà l'ottimo partente Tommaso Aiello. Uno slider che non entra per poco, bella scelta per me. Un ball, 2 strike e 2 out il conto. Palla battuta verso il prima base che assiste il pitcher, dunque 3-1, terza eliminazione e noi andiamo in pubblicità. Parte bassa del quinto inning dallo stadio comunale di baseball, incontro tra il Fano e la New Rimini, punteggio sull'1-1.
Nel box di battuta Tommaso Signorile, il sesto del line-up. Alla battuta torna Signorile Tommaso con numero 11. Bisogna produrre, arrivare in base. Necessita. Partita fiacca fino adesso. Palla ball. Pochi contatti, sicuramente dovuto anche dalla precisione del lanciatore, soprattutto anche dalla non molta velocità del lanciatore. Questa volta gira in foul, 1-1, una palla che sicuramente era destinata all'area dello strike. Out al volo, in bocca al prima base, F3. Primo out del quinto inning basso, nel box Jacopo Tombari. È mancato un grammo di forza sul giro di mazza per scavalcare il prima base. Primo lancio sul filo interno, strike. Jacopo guarda il lancio, no slider. Secondo lancio ball. Io proverei anche un bunt. Altro ball. Palla girata, era una palla alta. Due a due. Questo era un, permetto di dire, un lancio regalato al pitcher. Questa volta batte la curva, bella valida, ha scelto il lancio giusto per arrivare in prima base. Passa sopra il pitcher, sopra la seconda base, nulla da fare per la difesa del Fano. In battuta Manuel Balducci con il 29, nonché terza base. Primo lancio un ball. Visita del manager Furiassi e noi andiamo in pubblicità.
Prende il gioco con un lancio, un altro ball. Ma non sono 3 ball? Ah, lui, guarda, là, gli è scappato, gli ha trovato 2 ball. Ci fidiamo del tabellone. Si fa prendere in ballerina. Ballerina, primo out. Ah, secondo out. Questi errori non vanno fatti su una partita tirata come questa, serve maggiore attenzione. Terzo ball su Manuel Balducci. Basi su ball. Alla battuta con il numero 99 Montanari Tommaso. Nel box di battuta l'ultimo del line-up, Tommaso Montanari, casacca 99, con 2 out, corridore in prima, battitore mancino. È valida! Vai, vai! No, no. Questo è diciamo un singolo che è diventato doppio con la scelta difesa. Allora, Enrico Verrazzini nel box con Corridori in posizione punto. Terza e seconda base occupata. Adesso serve l'occhio un occhio preciso. Gira subito il primo lancio nell'area dello strike, però in foul. Lancio basso, lancio che rimbalza a terra, un ball, uno strike, 2 out. Alza un pop altissimo verso la terza base, out dell'interbase. E termina il quinto attacco senza nulla di fatto, 0-0, pubblicità.
In linea ancora dallo stadio comunale di baseball, oggi sabato 3 giugno, seconda gara tra Alfano Baseball e New Rimini, punteggio 1-1, nel box di battuta il lead off per la terza volta che lascia sfilare un ball, una palla che colpisce di rimbalzo l'arbitro sulla mano. Vedete, l'arbitro si fa assistere. Allora, ancora sul box il mancino Simone Graziosi, lead off per la terza volta nel box, lascia un altro ball, forse esce troppo dall'esterno. Swing, 2 ball e 1 strike. Palla curva, strike, 2-2, una bella palla che da alta scende improvvisamente sul piatto, sorprende il lead off. Altra curva, questa volta non scende a sufficienza, conto pieno, 3 ball, 2 strike. Base su ball. Schema chiamato in modo codificato dal manager del Fano Furiassi. Corridore in prima, 0 out. Nel box Alessandro Micheli, probabilmente sarà un bunt, eccolo là, foul. Bunt verso il pitcher che raccoglie, prima eliminazione. Raccoglie il pitcher, eliminazione 1-3. Nel box Luca Pierotti.
Palla battuta alta in foul. Primo strike. Una profonda volata che cade 5-6 metri fuori dalla linea che delimita il campo, il diamante di gioco. Allora, sul tentativo di pick-off, il lancio colpisce direttamente il giocatore avversario. Eh sì, si è sentito un rumore molto sordo, molto da qui. Secondo lancio un ball molto basso. Palla smanicata in foul, un ball, 2 strike. Da Luca Pierotti, l'esterno destro. Out al volo. L5. Eh sì, per poco ci scappa un L5. Nel box il Pierotti Davide, l'ottimo partente di questa sera, lanciatore sinistro e anche batte a sinistra, come vedete. Batte una palla verso il seconda base che raccoglie. Terza eliminazione. 4-3. Nulla da fare nel sesto attacco per il Fano. Rimane il punteggio 1-1 e noi mandiamo la pubblicità.
Di nuovo in linea nel parte bassa del sesto inning, nel box di battuta, il secondo del line-up, l'interbase Yuri Cortesi, che lascia giustamente passare la prima curva che cade in ball. Altro ball. Questo era uno strike in mezzo al piatto che però Yuri decide di non girare. 2 ball e uno strike. Terzo ball, uno strike. Gira in foul sulle tribune, conto pieno su Cortesi. Suggerimenti dai compagni di squadra per Yuri, conto pieno, 5 lanci su di lui. Palla battuta, salvo! Valida? Alzo le mani, mi arrendo. Non lo so, ci sta pensando. Ecco, vedi? Però non va bene, dà ragione subito sempre agli altri. Errore di tiro. Ci dicono. Primo arrivo in base. Bunt. Bel bunt verso il pitcher che raccoglie e fa l'out. Scelta, no, 1, 3, e però il bunt spinge in seconda il Cortesi Yuri, che tra l'altro ha anche una bella corsa. Nel box Davide Bonemei. Bisogna fare una roba, palla alta, bisogna scegliere i lanci, quelli giusti. No, lo dico per tuo figlio, mi deve sentire, non gli altri. Altra visita del manager Furiassi, noi andiamo in pubblicità. Lo so che mi sento.
Di nuovo in linea con un ball su Davide Bonemei, corridore in seconda, l'arbitro dà via di nuovo al gioco. Una dritta che Davide arriva con un attimo di ritardo e spedisce la palla sul foul a destra. 1-1 il conto. Bisogna scegliere il lancio giusto. Ancora possibilità di scegliere Davide. Palla rimbalzante sul seconda base, battuta diciamo di sacrificio che però porta in terza base. Allora, il corridore, dunque la giocata è stata 4-3, il seconda base raccoglie ed assiste il prima base per la seconda eliminazione. Nel box di battuta Andrea Gabrielli. Gira il primo lancio in ritardo, lancio uno slider, foul a destra. Questo è un ball, lasciato giustamente, un ball e uno strike, 2 out, corridore in terza. Batte profondo, out esterno e non cade la palla. Terzo out, F9 e ancora punteggio fermo sullo 0-0. Il contatto non è stato sufficientemente profondo. Sostituzione e parte alta del settimo inning, sostituzione nel file della New Rimini, esce Balducci, Manuel in terza base, scende dall'esterno sinistro Canuti Thomas e l'esterno sinistro entra Focchi Amedeo. Primo lancio è uno strike su Lucio Neri, secondo lancio
altro strike. Parte alta del settimo inning, questa volta è un ball. E K con swing, terzo K per Lucio Neri, K. Nel box di battuta il sesto del line-up, Filippo Gaudenzi, l'esterno centro. Dobbiamo dire che gli esterni hanno dei begli esterni, corrono bene, leggono bene la palla e difficilmente cade la palla con loro. Primo lancio su Gaudenzi è un ball, lancio basso ed esterno. Secondo lancio è sempre ball. Stavolta è strike, guardato da Filippo Gaudenzi. Altro strike. Senti sulle tribune. Strike contestato dal pubblico. Palla battuta in foul. Due a due il conto. E K con swing. Sesta eliminazione al piatto in 6 inning per il partente Tommaso Aiello. Nel box di battuta Gabriele Capogrosso con il numero 1, nonché esterno sinistro. Primo lancio ball. Swing, dunque un ball, uno strike. Altro swing per il secondo strike, un ball, due strike, due out. K guardato, settimo eliminazione al piatto per l'ottimo partente Tommaso Aiello. E noi andiamo in pubblicità.
Parte bassa del settimo inning, nel box di battuta Tommaso Signorile. Lancio ball. Stavolta lo slider non scende a sufficienza. Contatto verso l'interbase che raccoglie e salvo! Valida su errore. Nel box Jacopo Tombari. Scende, cambio sul monte, scende il partente. Sì, scende ma non esce. E il pitcher partente va in prima base. Lanciatore va in prima. E noi mandiamo la pubblicità mentre si scalda. Allora, termine del riscaldamento, ripetiamo la sostituzione interna nelle file del Fano. Il lanciatore partente va in Pierotti Davide, va in prima base e il prima base Graziosi Simone va a lanciare. Dunque c'è un'inversione di ruoli. Da il gioco parte con un ball, infatti. No, c'era il ball, era da prima. Il ball dell'altro lanciatore era. Bunt in foul. Un ball e uno strike. Solo uno strike allora. Ci dicono... No, solo uno strike. Gli arbitri correggono la chiamata.
Un ball adesso e uno strike sulla posizione di bante che aveva assunto Jacopo Tombari. Pick off, nulla di fatto. Strike questa volta. Un ball, due strike. A questo punto bisogna girare il bastone con convinzione. E va K con swing. Primo out nel box di battuta Amedeo Focchi. Primo lancio ball, lancio interno. Stavolta è strike, l'arbitro lo vede sul filo esterno, un ball e uno strike. Gira in foul il terzo lancio, un ball, due strike. Pick off. Lancio esterno, due ball, due strike. Ho paura anch'io. Gira in foul. Andiamo in pubblicità e aspettiamo che l'arbitro venga.
Di nuovo in linea, dopo l'assistenza all'arbitro, su Amedeo Focchi, 2 ball, 2 strike. Batte un pop in foul e non può essere raggiunto dal prima base, ancora si difende Amedeo, non indirizzando la palla nel modo corretto. Batte un altro foul dietro sulle reti, si difende Amedeo. Due a 2 ancora il conto, almeno 6 o 7 lanci su Amedeo Focchi. Gli ultimi lanci sempre sulla difesa. Tempo chiesto dal pitcher che si avvicina verso il proprio ricevitore. Strike out, guardato. Secondo out nel box Tommaso Montanari. Ricordiamo il nono uomo del line-up, l'ultimo. Tempo chiesto per visionare il casco del corridore in prima della New Rimini. Primo lancio adesso. Entra con uno strike e uno slider. Così decreta l'arbitro. Lo slider guardato da Tommaso Montanari. Battitore mancino contro lanciatore mancino. Batti e corri, spinza la palla ma nulla di fatto in foul. Massimo vantaggio per il pitcher, per Simone Graziosi. Questo lancio è un ball molto alto, un ball, 2 strike. Palla battuta, cade, valida di Tommaso Montanari. Seconda valida consecutiva. Quarta apparizione per Enrico Perazzini.
Prima volta che vede il lanciatore Perazzini, in rilievo numero 27 Terrazzini Enrico. corridori in prima e seconda base. Lancio alto ed anche esterno. Dunque un ball. Batte un pop altissimo. Preda del seconda base. Pubblicità. Riprendiamo la linea, parte alta dell'ottavo inning, sostituzione dell'ottimo partente Aiello Tommaso, scende dal monte e sale Daniel Muzzarelli con il 41. Ancora riscaldamento per Daniel. Ah, c'è stato un altro cambio. Il tuo figlio va. Il figlio è andato esterno destro?
signorile dov'è che va? Va a 2, va al ricevitore. Il Tombari dove va? Tombari uscirà. Non lo so. Mi dai la cosa? Mi hai dato la vita? Allora, riprende l'ottavo inning, è ripreso con delle sostituzioni. Allora, 2 strike sul numero 6 Crestaz Noel. Quarto lancio è un foul. Lancio in ball. Secondo ball. E Tocca il cuscino, te tocca il cuscino. Oh, basta. Non era foul, tocca il cuscino. allora, foul. Con una chiamata ritardata dell'arbitro praticamente si è creata un po' di confusione. Ancora si difende in foul. Conto pieno. Ma è uscito qualcuno? È uscito adesso? È uscito qualcuno? Allora, è uscito Tombari. Ah, Tombari. Ah, ho capito. Basi su ball? Nel box, allora, basi su ball per l'interbase Noel Crestaz e nel box di battuta Filippo Liberti. Bante verso out. Avanzamento in seconda, un out nel box Simone Graziosi. Quarta apparizione nel box di battuta. Primo lancio ball, troppo basso. Strike interno. Un ball e uno strike. Palla troppo interna, 2 ball e uno strike.
Swing, 2 ball, 2 strike. Palla spizzata in foul. Strike out, guardato. K looking. 2 out nel box, Alessandro Micheli. Palla battuta, out al volo dell'Interbase. Termina l'ottavo attacco senza nulla di fatto, punteggio 1-1, partita tirata e noi andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta, inizio dell'ottavo inning. Yuri Cortesi si appresta a entrare nel box. Secondo uomo del line-up, 2-3-4. Ricordiamo il punteggio 1-1. Inizio ottavo inning. Fine dell'ottavo inning, parte bassa. Prima palla ball. Seconda palla ball. Prendo la link. Terzo ball adesso. 3 ball e 1 strike.
Altro strike sul filo esterno. Conto pieno. Gira una palla, questa volta regala un ball, però nel dubbio ha difeso il piatto. E va bene, ma questo era un ball, era base su ball, era questa. Era qui la girata. Questa era base su ball, invece è voluto rimanere lì un altro turno, un altro lancio. Qui bisogna andare in base, non bisogna sta a traccheggiare. Vedi adesso, vedi che gliel'ha tirato lo strike? Difende bene Yuri. Leggermente in ritardo, palla leggermente un po' in ritardo, palla in foul oltre le reti di protezione. Settimo lancio. Palla sul bel doppio sulla rete, quasi sui cuscini. Palla in posizione, corridore in posizione punto, seconda base, adesso Thomas Canuti. Visita del manager. Noi andiamo in pubblicità. Dai, sono di nuovo in linea, visita di Furiassi, ancora conferma del rilievo Graziosi Simone nel box. Thomas Canuti, lancio altissimo, probabilmente è uscita, gli è scivolata la palla di mano. Palla alta, preda del seconda base che lancia e lancia su errore, arriva in terza. Out F4. Primo out, Bonemei con il corridore in terza base.
Adesso bisogna scegliere i lanci, quelli buoni. No! Eccolo qua, primo lancio, pazzo, entra il punto del sorpasso. Probabilmente ha sentito tutta la pressione il lanciatore. Un ball. Dove lassù? Lascia sfilare anche il secondo ball. Bonemei. Questa volta strike, chiama strike l'arbitro, 2 ball e uno strike. Gira in foul, 2-2 il conto su Davide Bonemei. Batte ancora in foul a destra, Bonemei difende il piatto, 2-2, conto invariato. Ancora in foul, difende il piatto Bonemei. Terzo ball, conto pieno su Davide Bonemei. Base su ball per Bonemei. Nel box Andrea Gabrielli. Gira il primo, uno swing, non impatta la palla. Mi sa che era in anticipo, mi sembra. Ancora palla spizzata. Dai Andrea, che ci sei? Dai Andrea! Colpito Andrea
sulla protezione, Fortuna, va in base, prima e seconda occupata. Sì, ha sentito toc, l'hai sentito? Nel box di battuta Tommaso Signorile. Un out, corridori in seconda base, precisamente Davide Bonemei, e in prima base Andrea Gabrielli. Nel box Tommaso Signorile, gira la prima palla non del tutto convinto, più grinta nel box. Si carica di uno strike. No, no, chiama un secondo strike che è passata sulle punte dei piedi del battitore. Le palle che ha preso qui gli hanno fatto male. Batte campo opposto, bella valida, una valida da 2 basi e entra il punto, valida con RBI. Terzo punto, dunque 3 per la New Rimini, 1 punto per il Fano. Proprio una bella battuta, quella che serviva in campo opposto. Adesso nel box di battuta con il numero 41 va Muzzarelli Daniel. Con uno strike. Prima volta che l'hanno battuto Daniel quest'anno. Secondo lancio, ball. Batte una rimbalzante verso il seconda base che fa entrare un punto, il quarto punto RBI dunque anche per Muzzarelli, anche se viene eliminato con un 4-3. Avanzamento con il quarto punto a casa e palla battuta numero 27. Nel box di battuta Focchi Amedeo. Primo lancio, ball. Base intenzionale per Focchi. E nel box Tommaso Montanari. Primo lancio, ball.
su Montanari. Secondo lancio strike. Difende il piatto. Montanari, un ball, 2 strike. Batte la palla in foul a sinistra. Palla interna, 2 ball, 2 strike. Lancio pazzo che fa avanzare i corridori in terza e seconda base. Terzo ball, dunque conto pieno su Montanari. Sì. Base su ball per Montanari. Quinta apparizione nel box per Enrico Perazzini. Sostituzione nel monte. Sì. No, io non andrei in pubblicità perché il lanciatore va all'esterno destro. Sì, allora andiamo in pubblicità, sì. A lanciare la numero 6 Cresta. Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. People dance.
Allora, riprendiamo la partita, ci sono una serie di cambi a partire il lanciatore, il nuovo lanciatore era all'esterno destro, adesso il lanciatore il lanciatore sì, Noel Crestaz. Primo lancio è un ball su Perazzini. Secondo lancio ancora ball. Terzo lancio strike. 2 ball e uno strike. Tutti i cuscini pieni, sì. Battuta verso il allora 6-3. Vogliono andare a casa gli arbitri. Allora, sono Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. sì. Sì. Allora, di nuovo in linea, nono attacco per la squadra ospite del Fano, sotto di 3 punti, infatti il punteggio sta a 1 per il Fano e 4 per la New Rimini dopo l'8º inning. Adesso Daniel si sta preparando per il primo lancio sul numero 19 Pierotti, che gira subito in foul la prima palla. Si carica di uno strike. Secondo strike con swing. Palla battuta verso l'interbase che raccoglie, assiste un missile per l'out 6-3. Con il numero 2 c'è una sostituzione.
come si chiama sto ragazzo? Primo lancio, strike. C'è il numero 2. Altro strike, guardato. K con swing. Ventisesimo eliminato nel box con il numero 3. No, scusatemi, 63. Un ball su Fiorani. Secondo lancio in foul. Uno a uno il conto. Strike guardato. Un ball, 2 strike. Palla battuta in foul. Palla che non scende a sufficienza, un ball, 2 strike, 2 out. Lancio pazzo. Conto pieno su Fiorani. Palla battuta in foul. Base su ball. Nel box col numero 40, dovrebbe essere, sì, è 40 ancora. Alla battuta il numero 40. Sì, mi confermano Filippo Gaudenzi, noi siamo impallati dall'arbitro. Gira, out al volo, 27esima eliminazione, termina qui la partita. F3. Una partita molto complicata fino all'8º inning per la New Rimini, poi con un inning da 3 punti e con qualche difficoltà del primo lanciatore del rilievo, praticamente si è risolta la partita a favore della New Rimini, che rimane ancora con 12 vittorie a punteggio pieno. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima domenica nel campo di Rimini 86, prima partita alle ore 10 e seconda partita alle ore 15.
Noi applaudiamo gli sfidanti e buonanotte a tutti. Punteggio 1 per il Fano, 4 per l'Anio Rimini. Saluto da Massimiliano Gabrielli e da... Aspetta un attimo. Enrico Bonemei, un attimo solo, aspetta. Eccoci qua. Eccoci qua. Saluto e alla prossima.